A un mese dalla sua inaugurazione, il Centro di Inchiesta e Documentazione sulla Criminalità Organizzata del Veneto, a Dolo, sarà dedicato a Francesco Saverio Pavone, l'ex procuratore di Belluno, scomparso ieri all'ospedale di Mestre all'età di 76 anni, dopo 15 giorni nel reparto di terapia intensiva. Era affetto da gravi patologie polmonari ed era risultato positivo al coronavirus, che ha aggravato le sue condizioni. Pavone si è occupato per decenni delle inchieste sulla Mala del Brent, è stato lui a sconfiggerla attraverso molti ostacoli. Faceva parte del comitato scientifico del centro di inchiesta, alla cui inaugurazione aveva preso parte lo scorso 17 febbraio. È la perdita di un amico e di un magistrato di grande valore, ha ricordato il presidente del centro. Una perdita irreparabile che sottrae alla comunità una fonte di conoscenza fondamentale sulle mafie del nord-est. Di origine pugliese, Pavone è nato a Taranto nel 1944. Entrò nel sistema giudiziario come cancelliere, prima di vincere il concorso in magistratura, e poi assegnato alla pretura circondariale di Mestre nel 1989. Nel 1993 divenne giudice istruttore.